più, in arrivo la chiusura di 16 uffici di polizia in Veneto. Nel veneziano addio fra gli altri alla Polstrada e alla Polfer di Portogruaro. I sindacati sul piede di guerra, scenderemo in strada, la sicurezza è a rischio. Sindacati di polizia nel veneziano sul piede di guerra dopo l'annunciata chiusura di diversi uffici. Nella sola provincia di Venezia sarebbero 3 i presidi in procinto di scomparire, di questi 2 a Portogruaro e 1 in centro storico. Vediamo. Il motivo sarebbe la revisione della spesa. In pratica, siccome riscaldare e illuminare alcuni uffici e pagare le altre utenze costerebbe troppo, ecco che la mannaia si abbatte su alcuni presidi delle forze dell'ordine in tutta la regione, in particolare questi gli uffici che dovrebbero chiudere a breve in provincia di Venezia. Gli uffici che per adesso chiudono sono la squadra nautica della questura di Venezia e la polizia stradale di Portogruaro e la polizia ferroviaria di Portogruaro. Sicuramente c'è un taglio in negativo perché la chiusura di questi uffici comporterà comunque una riduzione degli servizi. Se è già grave la chiusura della sezione nautica, soprattutto in una città d'acqua come Venezia, preoccupano molto anche le chiusure dei 2 uffici della polizia stradale e della polizia ferroviaria di Portogruaro. E quindi la chiusura di questi uffici avrà una ricaduta per il cittadino che avrà meno possibilità di parlare e di avere l'aiuto delle forze di polizia e dovrà per forza di cosa ricorrere ad uffici che sono ben più lontani rispetto a dove sono posizionati oggi. A rischio in regione anche molti uffici provinciali della polizia postale, un compartimento fondamentale per combattere i reati informatici e quelli legati alla pedopornografia, ma anche per scoprire i colpevoli di altri reati. Già pronte le azioni di protesta da parte dei sindacati e degli agenti. Noi diciamo no, non ci stiamo. Se questa scelta dovesse essere attuata dal nostro Ministero, noi saremo pronti come UGL di scendere in piazza con le nostre bandiere a fianco di tantissimi cittadini che chiedono maggior sicurezza. Armelleo si rivolge direttamente al Ministro degli Interni. Caro Ministro Lefano, non è così che si risparmia, ma il risparmio voi a Roma lo dovete iniziare tagliando le pensioni d'oro, tagliando un ramo del Parlamento, facendo ritornare i nostri militari dalle missioni all'estero. Sulla stessa linea anche il COISP. Noi comunque abbiamo già chiesto al questore di capire quale sarà l'intendimento suo nella risposta che dovrà fornire al Dipartimento. Abbiamo cominciato già a parlare con i vari politici di tutti gli schieramenti e prossimamente chiederemo anche un incontro al prefetto di Venezia. Armelleo è durissimo nel chiudere il suo appello rivolto alla politica. Non pensate di risparmiare sulla sicurezza dei cittadini. Se volete far questo, vergognatevi.